Prostituzione a Cagliari, un fenomeno che nei fatti è ancora presente. Viale Trieste, via Po, una parte di Viale Elmas, insomma quella parte di Cagliari periferica, continuano ad arrivare gli SOS da parte dei residenti che scrivono anche a Cagliari Online e lamentano comunque una poca sicurezza in quelle zone. Pierluigi Mannino, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, lei condivide le preoccupazioni dei residenti? Beh, certamente non posso non condividerle, però bisogna dire che il problema non è quello che vediamo, è quello che non vediamo, cioè quello che c'è dietro. Chi è che sfrutta queste persone senza mettersi alcun problema, le tratta a mo' di merci. Quindi bisogna iniziare a fare un lavoro un po' più complesso. C'è qualcosa che può fare o che non ha fatto il Comune? Beh, intanto tenere gli occhi aperti e segnalare tutti i vari episodi, sono tantissimi, lo sono negativi, però di sua sponte questo Comune non ha mai fatto granché. Se vi ricordate, tempo addietro avevamo il problema dell'urinatoio a cielo aperto dietro il Palazzo delle Poste, e solo grazie a un intervento massiccio della stampa su mia sollecitazione alla fine si è risolto quel problema, si è solo spostato di fatto, però poi si è affrontato anche dove si è spostato, cioè dietro il TAR. Che cosa fare quindi? Che cosa fare? Sedersi a un tavolo e decidere come agire e soprattutto andare a vedere, andare a studiare il fenomeno dall'inizio, quindi chi è che tira le fila. Quindi l'immigrazione anche clandestina, persone per lo più senza documenti che vengono sfruttate da chi le porta qui. Sullo sfondo ci sono appunto dei residenti di Cagliari che lamentano una situazione di insicurezza. Tenere gli occhi aperti da parte del Comune, lei dice l'attuale amministrazione comunale in uscita, aggiungo io, non ha fatto dal suo punto di vista ovviamente, quindi aprire gli occhi con quali atti concreti? E intanto applicando le norme ci sono norme che portano anche conseguenze per le persone che vanno con queste ragazze, e non solo ragazze più delle volte, quindi iniziamo a applicare le norme, chiediamo un rispetto della normativa e già è un primo passo. La normativa, poi, ricordiamolo. la normativa sul tema, quindi col sequestro, adesso non la ricordo in dettaglio, però ci sono delle conseguenze gravi anche per chi usa queste ragazze.